Dovrebbe essere tutto pronto per questa sesta corsa dal Savio, una condizionata sul miglio che vede il ritiro del numero 6 Detto Jet. Restano quindi 8 al via. Vediamo se ora è tutto ok per la partenza. Pare di sì. Luce accese dell'autostart e quindi è possibile partire con questa sesta corsa condizionata sul miglio in 8 al via, 1 Demetra JVS, 2 Helen degli Ulivi, 3 Helen Perador, 4 Edelweiss Bass, 5 Tigar, ritirato come detto Jet, numero 7 Stalba Pax, 8 Ermanno Jet, 9 Elegante Dan. Favori in chiusura per Etigar, numero 5 Giuseppe De Filippis in sediolo, occhi puntati anche su Elegante Dan, numero 9 Lorenzo Baldi e sul debuttante in Italia El Emperador. Macchina che accelera, partiti in questo momento, vediamo in partenza veloci Demetrio JVS, El Emperador ed Etigar. El Emperador anticipa Etigar e si getta però di galoppo. Di galoppo dunque numero 3 El Emperador ed Etigar che punta dritto a squalificato. questo punto su Demetra JVS e ottiene probabilmente il via libera dopo 300 metri di gara. Spende qualcosa sicuramente Etigar, ma ora è al comando e guida al completamento dei 400 iniziali. Etigar 29,4. Demetra JVS segue in seconda posizione, poi poi il numero 7 Stalba Pax che precede Helen degli Ulivi, ancora all'esterno Edelweiss Bass che si trascina Elegante Dan. 45,2 per i 600, andatura quindi sostenuta. Ora Edelweiss Bass si profila a ridosso di Etigar quando i cavalli hanno completato 800 metri in un minuto secco. All'esterno anche Elegante Dan, esposto a questo punto anche Helen degli Ulivi. Intanto cavalli che hanno completato ormai il chilometro, che se ne va nell'ordine dell'1,15,5. Edelweiss Bass sempre generosamente all'esterno con la terza ruota di Elegante Dan. Elegante Dan viene via deciso a 450 dall'arrivo, però va a portarsi sulla testa, attacca con decisione numero Elegante 2 Dan Helen degli e va Ulivi su Etigar squalificato. per impegnarlo a fondo e passare in vantaggio. Etigar in difficoltà sulla curva finale, viene forte anche Stalba Pax, completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo con Elegante Dan in vantaggio e Stalba Pax che va all'interno. Elegante Dan però ancora una lunghezza abbondante di margine, finale con Stalba che guadagna terreno, ma Elegante Dan è imprendibile e vince. Secondo posto per Stalba Pax, al terzo finisce ancora Etigar, 1,15,2, 29,8 a chiudere. La vittoria per Elegante Dan, Lorenzo Baldi in sediolo che si conferma in ottimo momento di forma. Elegante Dan sicuramente tra i cavalli più positivi del lotto, viene a vincere nel finale controllando Stalba Pax che ancora una volta corre benissimo, deve adeguarsi al secondo posto. Al terzo finisce quello che era il favorito Etigar che è calato sull'ultima curva sotto l'attacco di Elegante Dan. Lorenzo Baldi dunque segno in salchi al training di Elegante Dan per conto del signor Pasqualina Castaldo.